Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Luca De Pietro, il direttore delle unità organizzative strategie ICT e agenda digitale della Regione Veneto. Benvenuti a questo webinar dal titolo ViviPass, la soluzione regionale per la gestione del contrassegno disabili a supporto della piattaforma nazionale del CUDE. Come molti di voi sapranno, la Regione Veneto da diversi anni sta facendo diverse attività per favorire la trasformazione digitale dei propri enti locali, dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, comunità montane e di altre realtà territoriali. Lo facciamo mettendo a disposizione prima di tutto piattaforme e soluzioni tecnologiche che mettiamo a disposizione di tutti gli enti, soprattutto per favorire dei gap e colmare dei ritardi. Lo facciamo mettendo a disposizione competenze, supporti professionali di persone del nostro team che aiutano queste nostre pubbliche amministrazioni ad adeguarsi a queste piattaforme e a gestirle al meglio. Lo facciamo spesso anche investendo delle risorse direttamente. Tra gli ultimi progetti importanti di investimento, ne cito un paio che magari molti di voi già conoscono. Uno è il famoso Fondo Innovazione, che sono delle risorse recuperate dal livello nazionale, dal governo nazionale, per l'adeguamento normativo del 28 febbraio scorso, che riguardano i pagamenti, la PIO, SPID, e questa è un'iniziativa che abbiamo portato avanti con l'Anci Veneto e che ha coinvolto più di circa 537 comuni in Veneto, quindi quasi la totalità sui nostri 563. Un'altra iniziativa molto importante è un bando Porfes della programmazione 2014-2020, che ormai è partito circa un anno fa, che attraverso i soggetti aggregatori digitali, cioè questi soggetti che ci stanno dando una mano importantissima per i processi di trasformazione digitale a livello provinciale, coordinati dalle province, abbiamo aggregato circa 273 comuni del territorio, orientando interventi che riguardano 3 ambiti fondamentalmente: la razionalizzazione dei data center, i servizi ai cittadini e l'interoperabilità. Oggi vi parliamo di un ambito importantissimo, che è questo della gestione del contrassegno unitario per i disabili. Regione Veneto da circa un anno e mezzo mette a disposizione una soluzione che si chiama ViviPass a tutte le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, proprio per gestire il ciclo completo di vita del Pass Blu. Questa soluzione nasce un po' da un'esigenza di un progetto che è partito un po' prima, ma che è gemello, diciamo strettamente complementare con ViviPass, che è il circuito ZTL, la possibilità di far circolare le targhe di portatori di interessi, in questo caso i portatori di un diritto che sono i disabili, di poter passare in tutte le zone ZTL del Veneto. È un progetto su cui crediamo molto, su cui abbiamo investito molto in questi anni e che per noi non è solo un progetto tecnologico, ma è anche un progetto, come poi vi racconterà meglio il project manager Roberto Costantini, anche un progetto per riconoscere i diritti fondamentali alle persone magari un po' meno fortunate di noi, o quantomeno che si vivono una situazione diversa. Quindi questo progetto ViviPass soprattutto è un progetto che ci dà molta soddisfazione, perché siamo stati contattati dal Ministero sia delle infrastrutture che del Ministero, un altro ministero di Roma, per raccontare la nostra esperienza. Siamo una delle poche regioni che hanno una soluzione del genere, e le iniziative promosse a livello governativo che parlano di piattaforma unica nazionale di rilascio del CUDE stanno guardando alla nostra iniziativa con molto interesse. Speriamo di riuscire a diventare tra le prime regioni pilota di questa piattaforma nazionale, contribuendo con la nostra soluzione. Questo farebbe sì che ancora una volta la collaborazione forte tra regione e gli enti del nostro territorio possono effettivamente aver prodotto un risultato molto importante. In questo momento vado così, per sommi capi abbiamo circa una 60ina di enti locali, di comuni del Veneto che usano già ViviPass, abbiamo più o meno un centinaio, 100.000 targhe che girano all'interno del circuito ZTL Network. Sono numeri importanti, ma non sono ancora numeri sufficienti per garantire una totalità e una completa erogazione del servizio in tutti, ovviamente, i 563 comuni, che è l'unico veramente target che garantirebbe a tutti i nostri concittadini disabili di poter fruire appieno di queste opportunità. Quindi crediamo molto nell'idea di una tecnologia al servizio del cittadino, e oggi cercheremo di raccontarla facendovi capire come vi sia l'opportunità effettivamente di attivare questo servizio in maniera molto semplice e molto facile. Quindi grazie per l'attenzione.
È un webinar che sarà registrato per permettere poi anche a chi aveva avuto numerose richieste e non poteva partecipare online oggi, e quindi lo metteremo a disposizione sui nostri canali YouTube dell'Agenda Digitale del Veneto. Ovviamente poi la sessione è un webinar quindi tecnico di lavoro che ha una durata di 1 ora, ma ci riserviamo alla fine di effettivamente di mettere a disposizione anche il nostro tempo per raccogliere le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre esigenze. Quindi grazie ancora per essere qui. Io passo la parola direttamente a Roberto Costantin, che segue tecnicamente, operativamente e anche strategicamente l'evoluzione di ViviPass con il suo team di lavoro. A te Roberto. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Consentitemi un attimo che condivido lo schermo della mia presentazione. Eccoci. Sì, come mi ha introdotto il dottor Luca De Pietro, sono Roberto Costantin, sono collaboratore del dottor De Pietro e mi occupo ormai da tempo, ho dimenticato da quanto, il progetto ZTL e nel caso specifico l'applicativo ViviPass. Vediamo se riesco a controllare. Ecco, perché vi abbiamo invitato a partecipare a questo webinar? Voi direte presentarci un applicativo? Sì, ma non solo. Perché vogliamo andare un pochino oltre. Come anticipato a Luca De Pietro, noi vogliamo cercare di aiutarvi, no, ad affrontare un po' le sfide e quindi a rendere più efficiente la vostra amministrazione, poi vi spiegheremo come, facilitare anche il vostro lavoro quotidiano e fornire innanzitutto anche un servizio ai vostri concittadini. Permettetemi di fare solamente la fotografia della situazione attuale. Oggi, innanzitutto parleremo del contrassegno disabile, no? Rilascio e gestione del contrassegno disabile. Cosa succede? Che ognuno di voi oggi gestisce il rilascio del contrassegno europeo per i disabili. È un vostro compito, quando il cittadino lo richiede voi dovete fare la pratica e rilasciare, se il cittadino ne ha i requisiti, dovete rilasciare il certificato. Bene, bene che vada, da un'analisi che abbiamo fatto, queste informazioni risiedono o su un documento di testo, un Word ad esempio, oppure un foglio di calcolo. Quindi non siete in grado oggi di condividere l'informazione con gli altri enti che hanno bisogno di parte di quei dati, no? E quindi non riusciamo a condividere questo patrimonio. Quindi in realtà abbiamo la non condivisione di questo patrimonio, abbiamo creato delle catene, no? Nel senso che il cittadino che oggi vuole spostarsi, il cittadino disabile, no? Che vuole spostarsi sul territorio del Veneto, laddove sono presenti i varchi ZTL elettronici, deve avvisare il passaggio oppure entro 24 ore comunicare il transito. È chiaro che noi stiamo scaricando, noi tutti stiamo scaricando sul cittadino l'incapacità di condividere quel famoso patrimonio di cui parlavo prima, no? E poi non stiamo applicando un concetto importante che comincia a prendere piedi, che è quello dell'ons only, nel senso che l'informazione, se già posseduta dalla pubblica amministrazione, non deve essere chiesta al cittadino. Bene, oggi cerchiamo assieme a voi di rompere questa catena e di cercare di dare delle soluzioni a vantaggio del cittadino, ma che siano soluzioni a vantaggio anche dell'operatore del comune. Quindi oggi cerchiamo di dare una risposta e questa risposta noi l'abbiamo concretizzata attraverso 2 azioni principali. Il circuito ZTL, che è lo scambio delle informazioni di cui si parlava prima, e poi uno strumento a vostra disposizione per la gestione integrata dei CUD e delle targhe associate. Oggi vedremo proprio il ViviPass. Cos'è appunto? Noi riteniamo che sia un'opportunità per voi comuni, un'opportunità per poter dare un servizio efficiente ai vostri concittadini e anche dimostra una lungimiranza, perché tutti immagino avrete sentito parlare, avete visto i comunicati stampa piuttosto che le interviste del ministro per i trasporti e il ministro per la disabilità, che poi è anche una nostra conregionale perché è Erika Stefani, che hanno annunciato la realizzazione dell'infrastruttura regionale dei PAS, dei CUDE. Noi abbiamo avuto, come ha annunciato il dottor De Pietro, vari incontri col Ministero, abbiamo presentato la nostra soluzione che è stata molto apprezzata e questi incontri hanno poi servito anche a me per capire alcune cose. Io ero convinto che il Ministero, oltre a realizzare l'infrastruttura centralizzata di questa banca dati, mettesse a disposizione anche degli strumenti a favore dei comuni. In realtà non sarà così, signori. Il Ministero
prevede solo di realizzare la banca dati che dovrà essere popolata con sottoinsiemi di dati che voi gestite per il rilascio del CUDA, ma che dovrete poi inserire attraverso una piccola interfaccia web, sia per l'inserimento che poi per la ricerca delle targhe. Capite che vuol dire scaricare anche sull'operatore un'attività che oggi non fate, ma che vi aspettate di fare una volta sola e poi sia replicata e riutilizzata n volte. Ecco, ViviPass. Noi questo pomeriggio, guardi, abbiamo anche un incontro proprio col Ministero, perché l'obiettivo è far sì che ViviPass diventi lo strumento mediante il quale il Comune gestisce i passi, il rilascio del pass, gestisce le targhe associate e parla con l'infrastruttura nazionale senza ulteriore carico di lavoro per l'operatore. Cos'è quindi ViviPass? ViviPass è un'applicazione, una web application, non dovete installare nulla, realizzata da Regione Veneto nell'ambito appunto del progetto ZTL, che consente la gestione a 360 gradi di tutto il ciclo di vita delle autorizzazioni rilasciate dal Comune, con una puntuale attenzione verso il contrassegno disabili. E quindi ovviamente ViviPass è realizzato da Regione Veneto, è integrato con il circuito ZTL, vi consente quindi non solo il rilascio e la gestione dei contrassegni, ma anche la gestione delle targhe. Poi la collega Anna Cardona vi farà proprio toccare con mano quali sono le schermate, quali sono le funzionalità dell'applicativo. Veloce, quindi è una web app, consente, come vedete, tutte queste funzionalità associate al rilascio dei pass blu e delle targhe, quindi il rilascio di un nuovo pass, i rinnovi, i duplicati in caso di smarrimento e furto, approvazione, sospensione e revoca, la stampa del contrassegno e la gestione delle targhe. Ogni ente avrà la sua area e i dati resteranno confinati nell'ambito di propria competenza, quindi voi non potete vedere i dati di un altro comune e l'altro comune non potrà vedere i dati del vostro ente. È integrato con My Internet e poi si integra, speriamo, con l'infrastruttura sicuramente regionale, ma anche con l'infrastruttura nazionale. Spero di avervi acceso un po' la voglia di scoprire qualcosa di più, quindi partiamo subito col demo, perché la cosa migliore è toccare con mano quello che vi stiamo raccontando, e quindi passo la palla alla collega Anna Cardona. Vorrei anche, se riesco, eccolo qua, non riesco a non condividere per lo schermo. Come faccio? Come faccio a scollegare lo schermo? Eccolo qua. Ce l'hai fatta. Eccolo qua. Prego Anna. Bene, grazie Roberto. Buongiorno a tutti, sono Anna Cardona, sono una collaboratrice di Roberto Costantin e oggi, come diceva Roberto, vedremo assieme la presentazione di una breve demo su questo prodotto, su ViviPass, per avere una panoramica sul suo utilizzo. Vedrete che davvero ViviPass è un programma molto semplice e molto intuitivo, per cui sarà davvero semplice utilizzarlo. Partiamo subito, condivido lo schermo. Okay. Bene, allora, quando si accede alla My Intranet, poi le modalità le spiegherà in dettaglio il collega Giovanni Ravanna, questa sarà la scrivania che ci si presenterà, l'interfaccia grafica della My Intranet. Per accedere a ViviPass basterà cliccare sulla sinistra qui menu principale e scegliere ViviPass. Ci si aprirà, una volta scelto ViviPass, tutte queste voci di menu: gestione pass, gestione anagrafica, gestione targhe, statistiche e monitoraggi e amministrazione. Con tutte queste voci noi avremo la possibilità di gestire tutto il ciclo di vita del pass blu. Per iniziare e inserire un nuovo pass possiamo partire direttamente da gestione pass. La finestra cosa ci presenta? Un elenco di pass già inseriti, sono in ordine cronologico da quello più recente a quello meno recente,
E ogni record che vedete di questa tabella si riferisce ad un pass inserito precedentemente e ogni record avrà questi 3 puntini sulla destra che apre una toolbar. Ci dà la possibilità quindi tramite questa toolbar di modificare un pass precedentemente inserito, di duplicarlo e di rinnovarlo. In questo momento vogliamo inserire un nuovo pass, quindi andiamo sul pulsante in alto a destra, nuovo pass. Ecco che la schermata cambia e ci presenta un elenco di campi che noi dobbiamo compilare. Ovviamente i campi contrassegnati dall'asterisco sono i campi obbligatori e gli altri sono facoltativi. Il primo campo che vediamo è RFID. Ecco, questo è un campo che non è obbligatorio. E che cosa si inserisce qui? Si dovrebbe inserire il valore del tag identificativo del pass. Quindi in pratica questa tecnologia adesso non è ancora utilizzata, però se il pass avesse il codice, questo tag, il varco, il sistema leggerebbe questo codice come un telepass in pratica. Andiamo al campo successivo, numero permesso. Questo è un campo che si autocompila in maniera automatica ed è composto da il nome del comune, qui siamo su un sistema di demo, per cui abbiamo un nome, diciamo, fittizio, nome del comune, il codice IPA, scusate, non il nome del comune, il codice IPA del comune, l'anno e un numero progressivo che ti si autoincrementa ogni volta che inserisco un nuovo pass. Questo codice può essere modificato, cioè potete cancellare quello che propone il sistema e inserire voi un codice a piacere. Noi abbiamo inserito questo, ripeto, codice IPA del comune, anno e numero progressivo, perché abbiamo effettuato una serie di interviste ai comuni e questo è stato, diciamo, il codice che ci è stato consigliato di mettere. Il codice fiscale del titolare del pass, andiamo a inserirne uno, il nome, digitare un nome fittizio, nome e cognome, la data di decorrenza, campo che si autocompila in maniera automatica con la data odierna, ma ovviamente come tutte le altre date che ci chiede Vivipass potremo modificarle in qualsiasi momento utilizzando questi calendari che si aprono cliccando questo bottoncino sulla destra. Si considera che la data di correnza parta nel momento in cui io ho inserito e sto creando il pass, per cui mette questa data odierna. Data di scadenza, la data di scadenza anche questa viene compilata in maniera automatica e in che modo? Prendendo il giorno e il mese dal codice fiscale della data di nascita, quindi il giorno e il mese di nascita e l'anno attuale aumentato di 5 anni perché si ritiene che il pass abbia una validità di 5 anni. La data di rilascio che è uguale in questo caso alla data di decorrenza, ma anche in questo caso se la data di decorrenza e di rilascio dovessero essere diverse, quindi io rilascio il pass oggi ma la decorrenza la metto a domani, dopodomani, posso comunque modificare le date. Data di scadenza l'abbiamo visto, lo stato della pratica. Lo stato della pratica cosa ci presenta? Un menu a tendina con le voci in compilazione, accolta, respinta, cessata, sospesa e validata. Allora, alcune sono autoesplicative, accolta, respinta, cessata, sospesa. Mi soffermo un attimo su in compilazione, che significa che questo pass è in qualità ancora di bozza, cioè non ho ancora tutti i dati per poter emettere il pass,
oppure l'istanza è stata effettuata tramite app. Allora il cittadino tramite un'app Vivi Veneto invia d'istanza la richiesta di un pass, e allora in questo caso la pratica, che non è ancora stata validata, sarà impostata appunto in compilazione. Mi soffermo soltanto sulla voce validata, perché validata è una impostazione che inserisce lui, il sistema, in maniera automatica, una volta che io ho accolto la pratica e ho stampato il pass. Quindi ho accolto la pratica, ho salvato il pass e ho stampato il pass. Dovessi ristampare il pass perché l'ho perso, perché si è rovinato, eccetera, dovrò ritornare sullo stato pratica, perché altrimenti non mi fa stampare successivamente un altro pass. Ritornerò su stato pratica, di nuovo sceglierò accolta e quindi potrò nuovamente stampare il pass. Ecco, questo è un piccolo input che bisogna ricordare. Lo stato del pass: attivo, sospeso, revocato, cessato, cancellato logicamente. Anche in questo caso, diciamo, le prime 4 voci sono abbastanza esplicative. Mi soffermo un attimo sul cancellato logicamente. Cancellato logicamente cosa significa? Poiché il sistema non dà la possibilità di cancellare fisicamente un pass, nel senso, una volta che l'ho inserito e l'ho salvato, questo viene registrato all'interno del database. Se volessi però, se ho sbagliato inserire un pass, se lo voglio cancellare, impostando il pass in cancellato logicamente, mi dà la possibilità che questo pass, questo record, non venga preso in considerazione dalle statistiche, nei risultati delle statistiche e dei monitoraggi. Quindi in pratica è come se non esistesse più. Adesso lo lasciamo ad attivo, anche perché sennò non ci lascia fare nulla. Data di cessazione, nel caso in cui lo stato del pass fosse cessato, qui posso impostare la data di cessazione, la causa, che si riferisce di solito allo stato del pass, se dovesse essere revocato, cessato, eccetera, eventuali annotazioni e il flag temporaneo. Flag temporaneo significa che il pass è temporaneo. Allora, in questo caso, una volta attivato questo flag, io dovrò poi andare ad impostare una data di scadenza precisa. Tipologia del pass. Allora, la tipologia del pass, voi notate che qui ci presenta 3 opzioni: pass blu, taxi e noleggio con conducente. Allora, in questo momento è attivo ed è possibile scegliere soltanto il pass blu, ma questo è nato perché ViviPass un domani potrà gestire anche i pass per i taxi e i pass per il noleggio con conducente. Adesso lasciamo chiaramente pass blu. Nome del comune, qui viene in automatico il nome del vostro ente. Canale. Canale significa come è iniziata, cioè come ha cominciato l'istanza della pratica. Se da app, cioè da Vivi Veneto, o da sistema, allora significa che io ho effettuato un caricamento massivo, comunque un caricamento dei pass tramite un file e non manualmente. Oppure da sportello se l'utente, se il richiedente del pass si è recato presso l'ufficio competente per la richiesta del pass. Di default, di solito il sistema lascia sempre sportello. A questo punto abbiamo compilato le parti, diciamo, fondamentali per l'inserimento di un nuovo pass. Il sistema non ci permette di fare null'altro, neanche di inserire in questo momento i dati del titolare. Ecco, ci darebbe la possibilità di inserire un allegato. Se abbiamo, non so, un certificato medico da allegare alla pratica o un altro documento, possiamo aggiungere l'allegato
possiamo scegliere il titolo, in questo caso scegliamo il certificato medico, una descrizione volendo, e scegliamo il file. Mettiamo un file, il certificato medico. A questo punto ci dice, il sistema ci permette o di resettare o di salvare il file. Noi salviamo il file. Il sistema ci dice che non è stata inserita nessuna targa, ma che il pass è stato inserito con successo. Notate che è cambiata anche qui, sono cambiate le opzioni, abbiamo sempre reset, abbiamo salva, anteprima e stampa, potremo anche vedere l'anteprima del pass, ma quello lo vediamo dopo. Notiamo anche che lui ha preso tutti i dati che io ho inserito nell'inserimento del pass, nella gestione del pass, ed è andato a popolare i dati del titolare. Qui sotto sono comparsi i dati che avevamo inserito precedentemente. Sempre da questa schermata noi abbiamo la possibilità anche di aggiungere una targa. Quindi andiamo ad aggiungere subito una targa collegata, che sarà collegata al pass. Andiamo ad inserire una targa fittizia. Ecco qui. Tipo di veicolo, autoveicolo, autocarro, motociclo, ma insomma, di solito è un autoveicolo. La data di inizio validità e la data di fine validità corrispondono praticamente alla data di inizio e alla data di fine del pass. Data estera, in questo momento non è possibile inserire una targa estera, però nella prossima versione di ViviPass, poi magari ve ne parlerà più dettagliatamente Giovanni, sarà possibile inserire anche una targa estera. Arriviamo all'opzione, se vogliamo, più importante, che è il flag network. Attivando questo flag, io permetto di inviare questa targa al sistema, al circuito regionale, al database regionale. Quindi andrà a popolare il database regionale, permettendo quindi ad un veicolo che è in possesso del pass blu di circolare nelle zone che hanno per esempio i varchi elettronici senza prendere la multa. Perché in pratica che cosa succede? Brevemente, un autoveicolo che parte da un comune che per esempio possa anche non avere i varchi elettronici, si sposta e entra in un altro comune che ha i varchi elettronici, passando attraverso il varco, il sistema del varco legge la targa, la controlla nella propria whitelist, che però conterrà le targhe del proprio comune, quindi non troverà quella targa lì, ed invierà la targa al sistema di contravvenzioni dell'ente. A questo punto il sistema di contravvenzioni dell'ente andrà a fare una richiesta tramite un web service al circuito regionale. Il circuito regionale trova la targa al suo interno e restituisce i dati di quella targa. Attenzione, restituisce solo i dati della targa, non i dati del titolare, perché i dati del titolare rimarranno sempre di proprietà esclusiva dell'ente. Quindi restituirà semplicemente la targa, la data di inizio, la data di fine validità e soprattutto a quale comune corrisponde. E in pratica a questo punto non verrà emessa la multa. Ecco, quindi lasciamo adesso attivato il flag network e salviamo la nostra targa. Ritorniamo quindi alla gestione pass. Vediamo che nell'elenco è comparso questo pass che noi abbiamo appena inserito. Clicchiamo sui tre puntini per andare a modificare il pass e vediamo che a questo punto troviamo appunto che lui ha inserito la ulteriore targa
che abbiamo appena inserito noi. Altra cosa fondamentale è che qui sulla gestione del PAS noi abbiamo inserito i dati dell'utente e lui li ha presi e è andato a popolare la gestione anagrafica dell'utente. Quindi se noi clicchiamo su gestione anagrafica, vediamo questo record che corrisponde a quello che abbiamo inserito precedentemente sul PAS, clicchiamo i 3 puntini, clicchiamo la modifica e qui notiamo che lui appunto ha popolato con i dati inseriti precedentemente tutti i dati dell'utente. Nell'elenco troviamo ulteriori dati, troviamo la provincia, il comune di residenza, l'indirizzo di residenza, quindi possiamo aumentare ed andare ad aggiungere altri valori. Quello che forse è fondamentale in questa videata è aggiungere la mail del titolare del PAS. Perché? Perché andando ad aggiungere la mail verrà inviato una specie di alert 30 giorni prima dello scadere del PAS che appunto lo avviserà dell'imminente scadenza del PAS. In questa sezione qui, solo nella gestione anagrafica dell'utente, dovrò andare ad aggiungere una fototessera se voglio permettere che nella stampa del PAS compaia la foto del titolare. Allora entrerò appunto in gestione anagrafica, entro nella gestione dell'utente, vado a cliccare su aggiungi allegato, scelgo la tipologia fototessera, in questo caso, tipo di documento sempre fototessera, ma qui ovviamente poi ci dà dei valori in più perché potremmo aver scelto documento di identità, allora numero di documento, data rilascio, eccetera. Scegliamo il file, in questo caso ho una fototessera del titolare e salvo la modifica portata all'anagrafica utente. Ritorno su gestione PAS, vado a scegliere il PAS che ho appena inserito, vado in modifica. In fondo provo a visualizzare l'anteprima, adesso che ho tutti i dati che mi interessano, vado a visualizzare l'anteprima del PAS. Questo è il fronte, cliccando sul retro vedo appunto il nome, il cognome e la fototessera che ha preso appunto nella gestione anagrafica. Come potete notare, qui è rimasta lo stato della pratica accolta e non è passata validata perché io ho semplicemente fatto un'anteprima di stampa. Se io clicco su stampa, stampa PAS, stampo e noterò che qua mi dice stampa PAS, no, l'ho già fatto, ok. A questo punto vedrò che qui è passato lo stato della pratica, quello che vi dicevo prima, da accolta a validata. Quindi se scendo vedo che non c'è più la possibilità di stampare nuovamente il PAS, dovrò ritornare sullo stato della pratica, scegliere ancora accolta, salvare e allora a questo punto potrò di nuovo stampare il PAS. Posso andare su gestione targhe, ricerca puntuale. Qui mi dà la possibilità di entrare nella singola targa che ho inserito, per esempio per effettuare una modifica, e mi dà la possibilità anche di filtrare le targhe che ho inserito. Se voglio cercare una targa lo posso fare da questa finestra con questi campi di ricerca. La cosa interessante su questa ricerca che effettua ViviPass è il fatto che il risultato della ricerca, cioè lui non cerca soltanto sul database del comune, dell'ente, ma cerca anche quella targa all'interno del circuito regionale. Per cui se io scelgo una targa a caso, effettuo la ricerca,
Lui mi restituisce il risultato della ricerca, ma noto che come codice ente c'è un G224 ed è il comune, non CDEMO6, il nostro ente ipotetico, ma G224, che è il comune di Padova. Quindi questa targa qui è il risultato di una ricerca all'interno del database regionale. Ripeto, ovviamente lui restituisce solo il tipo di veicolo, la data inizio, la data validità e basta. Nessun dato dell'utente titolare di questa targa. Torniamo un attimo indietro. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere sono le statistiche e monitoraggi. Abbiamo la possibilità, utilizzando statistiche e scadenza PAS, di visualizzare un grafico che mi visualizza quali sono i PAS in scadenza nei prossimi 7 giorni, quelli in scadenza nei prossimi 30 giorni e in verde tutti gli altri. Posso effettuare una ricerca, ad esempio se io volessi sapere i PAS che scadono il 30 novembre del 2026, vuole sempre la scelta dal calendario, filtro e questi sono tutti i PAS in scadenza nel 2026. Attenzione che la ricerca in questo caso viene effettuata soltanto all'interno del database del proprio comune sul circuito regionale, perché qui mi dà anche il nominativo, il codice fiscale della persona, eccetera. Ultimissima cosa, ho la possibilità tramite la voce amministrazione di fare anche un import massivo. Quindi nel caso in cui abbiate diversi pass blu già emessi, utilizzando un altro prodotto oppure utilizzando un foglio Excel, possiamo tramite un file CSV che mettiamo a vostra disposizione caricare massivamente tutti i pass pregressi. Una volta caricato il file ci dà anche, adesso qui visualizziamo uno a caso, ci dà anche la possibilità di scaricare eventualmente gli scarti e con gli errori, perché se ci dovessero essere delle incongruenze e ViviPass non riuscisse a caricare completamente tutti i record inseriti nel file, ci dice quali sono stati gli errori e quali non sono stati caricati. Ecco, io avrei terminato, ho fatto una panoramica abbastanza veloce. Per qualsiasi ulteriore informazione vi metteremo comunque a disposizione le slide dove ci saranno tutti i nostri recapiti, per cui potete contattarci e chiedere qualsiasi informazione. C'è anche un manuale che mettiamo a disposizione di chi volesse utilizzare questo prodotto, per cui abbiamo insomma un po' di materiale da darvi a disposizione. Un saluto a tutti e passo la parola a Giovanni Ravanna. Anna, permetti, intervengo un attimo io, sì, poi passiamo certo. la parola a Giovanni. No, volevo dire che, come avete capito, l'applicativo insomma consente la gestione veramente completa del contrassegno disabili, ma anche di altre tipologie di contrassegni, come ha accennato Anna. Questo applicativo lo mettiamo a disposizione di tutti, quindi non solo per quelli che hanno i varchi, ma è a disposizione per tutti coloro che, tutti i comuni che gestiscono i pass. E quindi insomma è proprio a disposizione per tutti. E perché è importante? È importante perché potete dare un servizio completo ai vostri concittadini più sfortunati. È importante perché se il prossimo anno prenderà luce la piattaforma nazionale, vi troverete con l'obbligo di dover caricare comunque una serie di dati, e invece utilizzando ViviPass questa operazione non vi accorgerete nemmeno di doverla fare. Ecco, cosa fare per poter avere ViviPass, che poi vi spiegherà Giovanni come attivarlo. C'è una convenzione che va sottoscritta, firmata dall'ente che intende partecipare, e una volta sottoscritta la convenzione entriamo in gioco
Giovanni e Anna per attivare ad ogni ente il ViviPass. Ecco, una cosa mi sono dimenticato di dire prima: ViviPass non ha costi per l'ente, non dovete pagare nulla, ecco, questo ci tenevo a dirlo. Poi se avete bisogno dopo questo webinar di ulteriori informazioni, vi lasciamo anche una mail in modo potete contattarci e ci sentiamo con calma per qualsiasi dubbio. Ovviamente ci sarà anche la possibilità poi di fare delle domande dopo la presentazione di Giovanni. Basta, mi taccio. Prego Giovanni, a te. Buongiorno a tutti. Un secondo. Metto le cuffie, spero che mi sentiate bene. Allora, vi illustrerò brevemente, con l'aiuto di alcune slide, le modalità di richiesta del prodotto ViviPass. ViviPass è, come se ricordate quando Anna, la collega Anna ha fatto la presentazione, è innestato all'interno di una scrivania virtuale denominata My Intranet. My Intranet riporta al circuito, diciamo, dei prodotti MyPortal, che sostanzialmente è quella pletora di prodotti che la Regione Veneto offre al territorio per facilitare la gestione di qualsiasi tipo di incombenza e di pratica. Quindi quello che vi spiegherò è in realtà un processo che molti dei vostri enti hanno già in realtà percorso per la richiesta di altri prodotti della famiglia, diciamo, dei prodotti MyPortal o MyStar in generale. Allora, allora, condivido le slide, spero di riuscirci senza fare cavolate. Condividi schermo. Eccolo qui. Condividi. Spero riusciate a vedere il mio monitor. Il processo di adesione ViviPass. Allora, innanzitutto è necessario individuare un referente di un ente. Cosa significa? Significa che all'interno della vostra amministrazione è necessario individuare una persona che fa la richiesta. Questa persona non è necessariamente la persona che poi utilizzerà ViviPass, perché in genere ViviPass, a quanto ne sappiamo, diciamo, dall'esperienza fatta in precedenza, è usata soprattutto da personale della polizia locale. In realtà questa persona, che in genere è un amministrativo all'interno dell'amministrazione dell'ente del comune, in realtà si occupa, oltre che dell'attivazione del prodotto, della abilitazione degli operatori che intendono utilizzare ViviPass. Quindi questa persona, in realtà, una volta che ha richiesto il prodotto alla Regione del Veneto, non deve fare altro se non quella di abilitare di volta in volta eventualmente altri operatori che all'interno della propria amministrazione che richiedono l'utilizzo di quel prodotto o di altri prodotti. Questo passo qui, quindi il punto numero 1, individuazione del referente dell'ente, che vediamo nella slide numero 2, in realtà noi sappiamo già che molti dei vostri enti l'hanno già percorso, come dicevo prima. Pertanto io adesso ve lo spiego rapidamente, però è molto facile che le vostre amministrazioni abbiano già percorso questo iter. Pertanto, qualora dovesse essere che il vostro ente richieda, dal punto di vista, come diceva Roberto prima, dal punto di vista amministrativo, inizi il percorso di attivazione del prodotto, potete contattarci ed eventualmente noi vi diciamo se vi possiamo anticipare se l'ente è già iscritto al circuito e se l'ente è già iscritto al circuito, diciamo, dei prodotti MyPortal e che quindi un referente dell'ente è già stato individuato. Ok, quindi come fare appunto una volta individuato questo referente, supponiamo che questo referente non sia
ancora il comune non abbia ancora richiesto nessun tipo di prodotto, il referente dell'ente dovrà, per potersi iscrivere, accedere a quella che è in sostanza la vetrina, il catalogo dei servizi e dei prodotti della Regione del Veneto, che si chiama appunto MyExtranet. Vedete qui il link MyExtranet Regione Veneto IT. In questo link è possibile, che posso anche farvelo vedere, eccolo qua, io mi sono appena collegato, è possibile richiedere la registrazione mediante il pulsante registrati. Una volta richiesta la registrazione, c'è anche un manuale a disposizione sempre a questo URL, che ho cliccato, dovrebbe apparire. Eccolo qua, è nella library sempre diciamo, di questa vetrina. Una volta registrato richiesta la registrazione, si seguiranno i passi descritti nella slide. In sostanza si entra nella gestione dei prodotti e si richiede l'abilitazione del referente mediante questo pulsante. C'è un pulsantone con scritto richiede abilitazione referente, uno lo clicca e si trova direttamente nel form che gli chiede come iscriversi. Fatto questo passo, si arriva questa vetrina, questa MyExtranet produrrà un documento che dovrà essere firmato digitalmente ed inviato a Cluster Innovazione. Una volta inviato al Cluster Innovazione, diciamo, Regione del Veneto vi abiliterà all'accesso di questa vetrina e vi darà la possibilità di richiedere il prodotto ViviPass. Tutta questa parte, ripeto, tutta questa parte qui, che eventualmente, qualora, come vi dicevo, è molto probabile che i vostri referenti l'abbiano già compiuta. Ok. Una volta fatto questo passo, in sostanza si tratta di ritornare, a quel punto avrete una user, una password per poter accedere a questo catalogo. Entrerete con la user o la password, andrete in gestione prodotti, come è descritto nella slide, e per richiedere il prodotto semplicemente si cliccherà il pulsante richiedi, eccolo qui, verrà proposto un elenco di prodotti, tra cui alcuni forse che avete già sentito nominare, tipo MyPay. Alla fine dell'elenco c'è ViviPass, non si può sbagliare perché la V è l'ultimo prodotto, per cui si clicca il flag e si notifica i dati. Una volta aperto, diciamo, cliccato sul check, come evidenziato qui nella figura, si apre questa finestra, ok, accetto e condivido le condizioni per l'attivazione del prodotto, non si deve cliccare, non si deve mettere l'attivo DAL, perché questo lo farà il sistema una volta che verrà attivato, ma semplicemente bisogna individuare il referente del prodotto. Qui sì entrate in gioco voi in sostanza o chi poi utilizzerà questo prodotto realmente. Ok? Quindi il referente dell'ente ha ceduto a questo form, è andato nella sezione di gestione dei prodotti, ha cliccato la voce ViviPass e adesso deciderà chi è il vero referente del prodotto, cioè colui che poi andrà a utilizzarlo effettivamente, che farà tutte quelle operazioni che abbiamo visto, che vi ha illustrato Anna prima. Ok. Ovviamente non è detto che referente dell'ente e referente del prodotto coincidano. Abbiamo visto che in alcuni comuni di piccole dimensioni questo succede, quindi potrebbe anche essere benissimo che il referente dell'ente sia anche quello del prodotto, ma in genere non è così. Quindi si compilano questi campi, nome, questi sono i campi obbligatori, nome, cognome, numero di telefono, il cellulare è opzionale, l'email è importante e soprattutto il codice fiscale.
una volta fatto questo passo si cliccherà il pulsante notifica aggiornamento e in automatico arriverà una mail anzi verrà aperto un ticket al call center regionale e arriverà una mail al circuito ZTL, che sostanzialmente siamo io, Roberto, Anna e quelli che hanno fatto la presentazione oggi. Arriverà un ticket con i dati, con il dettaglio dei dati. Cosa arriverà? Io, comune di XY, richiedo il prodotto ViviPass, verrà fuori il nome del referente dell'ente e il nome del referente del prodotto. A quel punto lì voi non dovrete fare più nulla. Regione del Veneto, il team di sviluppo preposto all'attivazione del prodotto si attiverà e configurerà il prodotto e inietterà all'interno del sistema di profilazione, diciamo, di MyPortal gli estremi sia del referente dell'ente e sia del referente del prodotto. Loro saranno quindi abilitati all'utilizzo di ViviPass. Direi che questo è per eventuali altre, questo è sostanzialmente l'iter. Una volta fatto questo, cosa succede? La Regione del Veneto, il team, come ho detto, attiverà il prodotto. Una volta attivato il prodotto, vi invierà una mail, la invierà alla stessa mail che ha trovato nel ticket, quindi al referente dell'ente e al referente del prodotto arriverà una mail in cui verranno avvisati che il prodotto è attivo. Nella stessa mail verranno indicati sia l'endpoint a cui accedere, ok, sia il link al manuale di installazione e anche un vademecum per poter iscrivere altri operatori, ok? Perché non è, abbiamo visto con l'esperienza, non è solo un unico, spesso succede che non è solo un unico referente del prodotto che utilizza ViviPass, ma sono più di uno, per cui eventualmente, qualora dovesse essere che vengano individuati altri operatori, non c'è nessun problema, vi verranno inviate le istruzioni. Alla fine sono molto semplici, perché si tratta di andare in un portale che si chiama My Welcome e cliccare voglio ViviPass, in sostanza, quindi è anche molto semplice. Poi vedrete le slide che vi verranno arrivate. Tutta questa bellissima cosa, tutto questo, una breve, è possibile poter accedere e questo vi verrà inviato nella mail di sintesi, è possibile utilizzare ed accedere il prodotto ViviPass se si è a disposizione o di un'utenza SPID o di un'utenza o della CIE, carta di identità elettronica, oppure dell'identità regionale e l'identità regionale MyD3. Sempre nella mail che dicevo prima, che vi dà il manuale, le istruzioni per iscrivere altri operatori, vi verrà dato anche il link per poter eventualmente accedere, per poter eventualmente acquisire una utenza MyD qualora non abbiate quella SPID o quella CIE. Ho un brevissimo cenno, lo anticipava prima Anna, prima avete visto il ViviPass. Io faccio parte, sono a capo, diciamo, del team di sviluppo del prodotto. Vi posso anticipare che all'inizio del 2022 uscirà una versione nuova che permetterà, oltre a tutte le funzionalità che avete visto illustrate da Anna in precedenza, anche la possibilità di abbinare alla stampa del pass anche un modulo autorizzativo. Questa cosa qui abbiamo visto che nelle precedenti webinar, nelle precedenti
sessioni di formazione, di collaudo del prodotto, abbiamo visto che è molto richiesta, perché le amministrazioni in genere, oltre al Pass Blu, accompagnano anche una lettera di autorizzazione. Nella prossima versione di ViviPass sarà possibile mediante la generazione di un template, perché la difficoltà è che questi moduli autorizzativi a quanto pare sono diversi da comune a comune, quindi cercheremo di fare uno sforzo di poter accompagnare gli operatori alla generazione di un template automatico che permetterà appunto la stampa di questo modulo autorizzativo. Altre novità che vi anticipo è l'attuale versione di ViviPass al momento permette l'inserimento di più targhe da abbinare a un Pass Blu, ma in realtà due Pass Blu non possono avere la stessa targa. Con la prossima versione di ViviPass è possibile fare questa cosa, è possibile inserire la stessa targa per due pass, quindi per due persone diverse, purché il periodo di validità sia diverso. Questo permetterebbe quindi a due persone di utilizzare lo stesso veicolo, ok, senza prendere la multa, la sanzione, purché la utilizzino in periodi diversi. Ok, questo per evitare che la stessa auto passi per un varco e per un altro nello stesso momento e non si prenda la multa, perché vuol dire che uno dei due ha fatto un abuso. Queste sono le novità principali, poi altre novità che abbiamo introdotto, la possibilità di inserire targhe di motocicli, la possibilità di inserire targhe estere e tutta una serie di altre funzionalità che vedrete nel prossimo anno, se qualora acquisite il prodotto. Io avrei concluso la mia presentazione. Interrompo? Bene, direi che insomma, abbiamo un po' illustrato tutto tondo qual è appunto l'offerta di Regione del Veneto. Se avete delle domande potete benissimo, mi pare, no? Federica, basta attivare il microfono. Sì, vedo io delle domande in chat da parte di F. Trevisan. E poi Okay, vuoi leggerle Roberta? La scadenza non dovrebbe essere del 1° gennaio 2027, calcolando 5 anni fino al giorno e mese di nascita. Allora, posso provare a rispondere io? Certo, Gio. Questa funzionalità noi, come Anna anticipava prima, noi il prodotto ViviPass è il risultato di una serie di interviste che abbiamo fatto a campione su comuni. In realtà le abbiamo fatto anche su comuni grossi, su quelli che erano i nostri, diciamo, interlocutori principali. E quindi tutto quello che vedete non è che in sostanza ce lo siamo inventato, ma è il risultato di una serie di interviste e quindi questa funzionalità qui era stata discussa e approvata al tempo quando abbiamo realizzato il prodotto. La persona che ha illustrato Anna è nata il 1° di gennaio, siamo nel 2021, quindi 2021 più 5 anni fa 2026 e non 2027. Ripeto, qualora dovesse essere, come diceva Anna prima, se la data di decorrenza, la data di scadenza dovesse essere posticipata, fosse necessario posticiparla, come si è visto, il sistema la propone, però si può anche modificarla. Sì, intervengo solo, se posso, un attimo. Se inoltre il calcolo fosse sbagliato, no? Se il comune ci dice guarda che il calcolo è un po' come la carta d'identità, no? Che valida 10 anni, poi si calcola il giorno di nascita e il mese di nascita, però
Se dovesse essere un calcolo quello che stiamo facendo sbagliato, lo possiamo comunque modificare, quindi lo inseriamo all'interno del nuovo Vivipass, no? Quindi fateci sapere qual è il calcolo che dovrebbe essere corretto, insomma. Cosa dici, Giovanni? Sì, sì, ripeto, il prodotto è nato, diciamo, è un lavoro, diciamo, di community, in sostanza. Anche effettivamente nella prima versione di Vivipass, ad esempio, nella versione attuale di Vivipass non esiste il modulo autorizzativo, è una cosa che è sorta, diciamo, dalle varie richieste di vari comuni. Per cui il prodotto, lo accennava anche prima Roberto, mi pare, è in continua evoluzione, è un prodotto fatto per i comuni, per cui qualora ci fosse la necessità che tutta una serie di istanze convergano in una richiesta unica, ben venga, e noi facciamo evolvere il prodotto, assolutamente. Esatto. E come vedete qua ho condiviso con voi la mail del nostro team, come diceva Giovanni, quindi se iscrivete a Circuito ZTL lo leggiamo tutti e tre, e poi c'è anche l'indirizzo web della pagina di Regione Veneto in cui trovate tutta la documentazione e tutto ciò che riguarda il circuito e Vivipass. Ecco, noi speriamo di avervi trasmesso un'informazione che possa essere di interesse e che vi invogli ad utilizzare il Vivipass, sia perché appunto vi consente di gestire in modo organico il rilascio del Pass Blu, vi consente di gestire le targhe e vi consente di dare un servizio al cittadino che oggi non siete in grado di dare. E soprattutto vi mette a riparo come dicevo, dal nuovo circuito nazionale del CUBE. Ecco, noi abbiamo detto veramente tutto, se non ci sono altre domande, magari, non so, Federica o Roberta, non so, dovete spiegare che la registrazione verrà in qualche modo condivisa? Sì, ho trovato un'altra domanda in chat, chiedo da parte di Michelangelo, chiedo se collegare il Blue Pass da una o più targhe sia pericoloso, in quanto il veicolo potrebbe essere di fatto utilizzato da un soggetto non titolare del pass. Grazie. Gio? Beh, allora, questa è una questione molto dibattuta, anche con Roberto e con i principali, diciamo, la principale partecipanti alla community, è stata molto discussa e dibattuta. Spesso si parla che su questo tema c'è un po' di fermento, diciamo così. Allora, infatti, nella versione attuale di Vivipass si può associare la targa, una volta associata a un pass, non può essere associata a nessun altro pass. Questo era stato il vincolo inizialmente discusso e trovato ragionevole, diciamo, dalla comunità, diciamo, del circuito. Dopodiché, a fronte proprio a tutta una serie di richieste di allentare questo vincolo, abbiamo introdotto appunto il cosiddetto intervalli di validità, che sarà a disposizione con la prossima versione. Sì, infatti Giovanni dice giusto, in realtà era nato, come vi sta raccontando, e come che l'attuale versione non consente di associare una targa a più pass, però proprio dagli utilizzatori, che sono circa una sessantina ormai di comuni che usano Vivipass, e proprio da voi insomma è arrivata la richiesta di, invece di limitare questo vincolo, di aprire questo vincolo alla possibilità di assegnare una targa a più pass. Perché? Perché ci sono situazioni in cui nella stessa famiglia ci sono più persone disabili e quindi hanno una sola vettura e quindi di volta in volta la usa uno o l'altro, anche tutte e due assieme, può capitare. Ecco il perché di questa richiesta, effettivamente è così. Quindi l'abuso è un rischio, è vero. Ovviamente il circuito non nasce con l'idea, cioè limita in qualche modo l'abuso, perché ci sono tutta una serie di controlli, il fatto stesso che
il titolare può avere più targhe associate al pass, ma solo una targa può essere attiva nella finestra temporale considerata. Quindi se attivo la targa A, non è attiva la targa B. Quindi se la targa B circola e passa sulla ZTL, su un'area ZTL, si becca la multa, perché in quel momento era attiva la targa A, non la targa B. Quindi già questo è un limite. E i furbi ci sono, signori, inevitabile, però si parlava col collega Pezzuto, che è il direttore della mobilità del Comune di Verona. Lui ha sempre detto: io preferisco che qualcuno anche me la faccia sotto il naso piuttosto che limitare la libertà di chi ha diritto. E io devo dire che ha ragione. Meglio forse qualche abuso, e che comunque quando poi viene scoperto deve essere anche punito, piuttosto che nella paura dell'abuso limitare la libertà del cittadino onesto. Ecco, quindi anch'io sono dell'idea di quello che ha detto il collega Pezzuto. Ecco, una cosa volevo dirvi. Vivipass è di proprietà di Regione del Veneto e quindi lo adattiamo, noi siamo liberi di adattarlo alle esigenze del circuito e da tutto ciò che ne uscirà da chi lo utilizza, dai comuni che lo utilizzano. E quindi non siamo vincolati a un fornitore che ci fa pagare chissà che cifre o che ci limita la libertà di scegliere come modificare o inserire nuove funzionalità all'applicativo. Credo che questo sia una cosa interessante. Non lo so, Roberta, qualche altra richiesta? No, non vedo nessun'altra domanda, però appunto nel caso ricordiamo che possono scriverlo qua in chat, come dicevi anche tu, inviare un'email. Oppure possono inviare le mail, certamente, se ci sono altre domande possono inviare una mail e noi vi richiamiamo, lasciate il numero piuttosto che la mail, noi vi ricontattiamo o vi rispondiamo. Guardate, non prendete paura anche dalle funzioni di attivazione, perché sono due le cose da fare: firmare la convenzione, e come la convenzione è firmata ci sentiamo e vi attiviamo Vivipass. Poi vi seguiamo sia nella fase di attivazione, quella che vi ha spiegato Giovanni, non siete abbandonati, sia nella fase di utilizzo, perché su questo facciamo anche possiamo fare anche delle sedute online per l'utilizzo, e noi è nel nostro animo di fare anche degli incontri periodici con gli utilizzatori per raccogliere eventuali suggerimenti di miglioramento dell'applicativo. Quindi è qualcosa che cresce assieme. Lo dovete sentire vostro, ecco. E poi vi terremo aggiornati su come proseguirà l'attività col Ministero dei Trasporti e il Ministero della Disabilità per quanto riguarda la piattaforma nazionale. Credo non ci sia molto altro da dire, se non aderite e utilizzate Vivipass. Volevo dirvi una cosa. Non voglio forzarvi la mano, però so che le organizzazioni e i cittadini disabili stanno spingendo sia per l'istituzione del Pass Blu a livello nazionale, sia di questo circuito nazionale, ma anche di poter inserire le targhe nel circuito Veneto. Quindi ecco, noi vi abbiamo invitato proprio perché non vogliamo far sì che vi troviate in una situazione in cui il cittadino disabile vi chiede questo servizio e non vi avevamo informati sulla possibilità di dare questo servizio con questi strumenti. Ecco, credo di aver un po' presentato tutto. Che ore sono? 11:11, abbiamo sforato di 11 minuti, quindi insomma ci siamo. Se non ci sono altre domande. Sì, scrive in chat Paola Attiches che ha inviato l'email per la richiesta di attivazione, quindi altre domande invece non ci sono. Quindi noi vi ricordiamo che comunque riceverete un'email con il link per rivedere il video, per qualora qualche vostro collega non ha potuto partecipare o anche per rivederlo meglio. E poi appunto se avete qualche altro dubbio potete contattare l'email Roberto, Anna e Giovanni. Perfetto. Ciao Massimiliano. Vi ringrazio della partecipazione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti, grazie a Anna, a Giovanni, Roberta, a Federica, e grazie a tutti i partecipanti di Comuni. Non fatevi scrupoli, chiamateci, non fatevi problemi, siamo a vostra disposizione. Grazie ancora.
Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie. Buona giornata, buona giornata.